Con l'avvocato Patrizia Trapella, presidente della pescheria, il consorzio dell'associazione Pescheria Deciosa. Sappiamo che i tuoi iscritti sono molto preoccupati per quanto riguarda questa ZTL in itinere, anche se il sindaco ha specificato tante volte che è una cosa che si sta preparando, si vedrà, ci sarà una fase di preesercizio e tutta una serie di cose. Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Noi abbiamo sempre una posizione di grande attenzione rispetto a quella che è la popolazione, quindi la città di Chioggia, e grande rispetto naturalmente nei confronti dell'amministrazione. Sì, siamo abbastanza preoccupati per questa situazione perché naturalmente la nostra pescheria, come si vede dai cartelli che sono stati esposti in questi giorni, ha un certo timore di essere sempre sottovalutata, nel senso considerata quel mercato e quel museo a cielo aperto quando invece rappresenta economia per la città, anzi diciamo, e lo continuiamo sempre a dire, che è un po' il polso dell'economia del centro storico. Quindi la nostra preoccupazione poi che dovrà essere anche portata all'attenzione dell'amministrazione che ci supporta e a questo punto ci sopporta anche, è quella di valutare anche quelle che sono le esigenze dei venditori all'interno della pescheria. In che modo? Noi nei prossimi giorni esporremo con un quesito all'attenzione della cittadinanza e all'attenzione naturalmente anche di chi viene da fuori città per acquistare il pesce, di come la ZTL possa anche influire su questa accessibilità al nostro mercato. Quindi porteremo i nostri numeri, le nostre firme all'attenzione del sindaco, sempre presente naturalmente nei problemi non soltanto della città in generale, ma soprattutto delle attività economiche che girano intorno alla città di Chioggia. Allora ci terrei aggiornati sugli sviluppi. Assolutamente sì, e vedremo i numeri e quindi capiremo qual è il sentore e il cuore pulsante di chi viene a trovarci in pescheria, che invitiamo naturalmente a venire sempre. Bravissima, grazie cara. Grazie. Ciao. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20. Siamo qui all'Istituto Cestari Righi, indirizzo enogastronomico. Siamo con il maestro Stefano Serafini, con anche la signora Elena Serafini, mia moglie. E c'è la moglie appunto del maestro, campione di questo dolce tiramisù. Io ho vinto il titolo di campionato mondiale di tiramisù in ottobre 2021. Nostro figlio ci chiama e ci dice: papà, devi iscriverti a questo campionato. E di solito siamo noi genitori che chiediamo ai figli, diciamo cosa fare, cosa gli consigliamo, eccetera. Quando arriva da loro ho voluto ascoltarlo perché ho pensato che era una buona idea, certo. Quantomeno staccavo dal lavoro e ci prendevamo una pausa. E così mi sono iscritto, avevo intuito che non era proprio così semplice come la vendono, che ho fatto per 30 anni, visto che funzionava, visto che a tutti gli piaceva, ho fatto il tiramisù per 30 anni, quasi tutte le settimane e anche più volte alla settimana. Ora ci stiamo godendo perché con questa vittoria siamo andati in giro per l'Italia. Questo tiramisù è molto per noi veneti, trevigiani, veneziani e di Chioggia, che è quasi un tutt'uno secondo me con Venezia, è una cosa importante il tiramisù, è un qualcosa da tenere da conto. Il sindaco ha fortemente voluto questa nostra partecipazione e io l'ho accettata volentieri perché rivedere i ragazzi, tornare a scuola, poter essere utile.
Capita spesso che l'illuminazione pubblica sia accesa ad orari in cui effettivamente non servirebbe e anche se il costo della stessa non cade direttamente nel privato cittadino, c'è chi ci fa caso. Il conflitto russo-ucraino, che ha fatto salire i costi delle utenze, non solo quelli alle stelle, ha avuto come primo risultato un'attenzione maggiore agli sprechi personali e di riflesso a quelli globali, come la siccità di quest'estate ha portato la gente comune a osservare lo spreco d'acqua e a contestarlo, più sui social che nei luoghi deputati, ma questo accade probabilmente in quanto non si conosce la competenza dei vari enti e criticare sul web è la cosa più semplice e veloce. Giorni fa era l'illuminazione pubblica di Borgo, accesa alle 9 di mattina in una giornata di sole ad essere contestata. Oggi è quella dell'area portuale dei Saloni. Dietro un'illuminazione pubblica accesa, oltre al malfunzionamento del crepuscolare che permette l'accensione di lampioni non appena la luce solare si abbassa fino a un certo livello, ci può essere un intervento in corso di manutenzione o la necessità voluta dall'ente di competenza di mantenere quelle specifiche luci accese per un qualche motivo. Chi attende all'illuminazione pubblica di Chioggia è la ditta Atlantico e per segnalare eventuali guasti ha un numero di riferimento 800 060 266 e una pagina dedicata sul sito. Questa mattina il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha aperto la 124esima edizione di Fiera Cavalli, la più nota rassegna ittica internazionale del settore. In questa occasione a Verona convergono iniziative, convegni ed esibizioni che fino a domenica 6 novembre faranno giungere nella città scaligera tutti gli appassionati del mondo dell'ippica e dei cavalli. In Veneto i proprietari di cavalli sono oltre 17.000, le aziende che hanno a che fare in qualche modo con l'ittica e con il mondo equino sono oltre 9.000. In Italia ci sono oltre 390.000 cavalli e il mondo del cavallo, ricorda Zaia, dà lavoro a una mole di persone che si attornia sull'ordine delle 50.000, di cui circa 10.000 tra artieri, stallieri e addetti all'allevamento. Negli ultimi 10 anni il settore ha avuto un'importante crescita. La provincia principale sull'ittica veneta è Padova. È un settore tuttora in grande sviluppo, tale da rendere necessaria la nascita della sezione allevamenti equini di Confagricoltura Veneto, la prima nella storia dell'organizzazione agricola regionale che riunirà gli allevatori di equidi di tutta la regione. La notizia dell'ordinanza del sindaco riguardante il divieto di dare da mangiare ai piccioni è stata molto commentata e l'attenzione dei followers, oltre a concentrarsi sui piccioni e sui danni causati dal loro guano, si è spostata in un'altra specie aviaria che infesta i nostri cieli in modo molto più tangibile, predatrice degli stessi piccioni. Si tratta dei gabbiani. Il problema igienico-sanitario dovuto a queste specie sta nel guano che nei pressi dei luoghi di stazionamento sia dell'una che dell'altra si accumula, diventando ricettacolo di insetti e malattie. Il numero degli esemplari, più questi hanno di che cibarsi, più aumenta e più aumentano le loro deiezioni. Giusta quindi l'ordinanza del vietare di cibare i colombi, ma sarebbe da integrare con una che vieti di cibare anche i gabbiani. Questi si procacciano da soli il cibo, volando dietro i pescherecci, accaparrando tutto ciò che viene gettato in mare di edibile, ma raccolgono gli scarti della pescheria al minuto e del mercato ittico all'ingrosso. Ai gabbiani il cibo certo non manca, il giorno in cui manca, come durante il fermo pesca, si fanno più arditi, arrivano a rubare il cibo dalle mani di chi, seduto al tavolino di un bar, sta facendo colazione. Tra i risultati tangibili della loro presenza, il guano nei luoghi che frequentano maggiormente, il pontile, le barche ombreggiate in Canalvena, nei pressi della pescheria al minuto, ma anche il tendone della stessa e quello degli altri chioschetti di frutta, verdura, salumi e formaggi, il tutto all'insegna dell'igiene in ambito alimentare. Non dare da mangiare ai gabbiani servirebbe a limitarne la popolazione, ma servirebbe provvedere anche con procedure più drastiche, quali la sterilizzazione delle uova che a Nizza in Francia già si fa con l'aiuto dei droni dal 2016.
Per non farci mancare nulla c'è un'altra specie le cui deiezioni sono un problema e sono i migliori amici dell'uomo, i nostri amati compagni di vita. Spesso i loro proprietari dimenticano di raccogliere ciò che fanno, alcuni raccolgono diligentemente nel sacchetto per poi abbandonare quest'ultimo, ancora troppo pochi anche se ci sono quelli che raccolgono e buttano in bidone. Inutile fare propaganda di quello che deve essere l'atteggiamento da adottare, l'unico metodo che potrebbe funzionare è quello drastico, la sanzione. Possono esserci tutte le ordinanze di questo mondo, tutti i reprimenda, tutte le gogne mediatiche, ma probabilmente toccare le tasche resta l'unico metodo in grado di funzionare.